Oh, che è arrivato anche Andrea. Aspetta veloce che non cicciavi la pizza. Cazzo, adesso mi tocca ingolfarmi, se no. Ciao bellezze. Ciao. Oh, anche il Fufi. No, anche il Fufi, mi sei felice? Fammi la cura. Ma sì, siamo felici, dai. Ma sì, non pinciartelo, cioè giocaci e basta. Che bravo il mio GP, brava amore, sei proprio brava. Ma quello è anche un Fufi tranquillo. Sì. Vedi, te vuoi giocare e farlo? No, che ti fai male. Ti ho detto io. Perché la Amy, per chi ci segue, non posso mollarla perché c'è la Holly. La Amy fa di tutto per litigare con i cani. Allora, quello è un cagnolino, diciamo, molto che la fa passare, ecco, diciamo, tranquillo, diplomatico, ecco, il cane di Andrea. E quindi va bene, sto tranquillo con la Amy. Mentre la Holly è un cane più normale che giustamente uno va là, gli rompe i coglioni, sto qua gli dice no, e allora dopo vengono fuori baruffe molto pesanti anche. Mentre l'altro poretto lo vedi che dice non faccio niente, sto buono, sto tranquillo. Approfitterei della situazione, visto che abbiamo qui Andrea, no? Per studiare una nuova lingua. Questa nuova lingua si chiama il vicentino. Presenta le sue radici, aspetta perché sono anche imbriaco, cioè devo riuscire a fare frasi di senso compiuto. Comunque affonda le sue radici nell'antico Veneto, no? E una delle parole, diciamo, che cattura più l'attenzione a noi del nord-est, della parte est, diciamo, del Veneto, è a moglie. Diciamo, da noi si dice mujer, no? Mentre il vicentino... Mogliere? A mugliere? Cioè lui lo dice come per dire ma se è ovvio, se è ovvio un cazzo, cioè è una parola difficile per noi altri. Mangiare col CP è sempre un'impresa. E te sei là tranquillo, belato, tipo le pecore, no? Che belano. E niente, è il CP che ti mendica sempre. Gli mancasse da mangiare, digli, sei stata dalla nonna, sei tornata quadrata e ancora rompi le balle. Riscaldamento modello Singano. No, stavamo parlando di coibentazione. Dopo giustamente, anche sempre soggettiva la cosa, cioè Alessio è uno di quelli che dorme a 4 gradi, cioè capisci? Siamo dal nord, che viene dal nord. Doppio sacco a pelo. Mamma mia, stufa rotta, 12 gradi sotto zero fuori, vorrei vedere. No, io ho fatto la notte in bianco stanotte e se fuori c'era 10 gradi, in camper mio con la stufa spenta saranno stati 12, perché i camper vecchi, spiegavo ai ragazzi qua, non faceva freddo, grazie al cazzo. Il mio ha le paretine che gli molli una scoreggia e le buchi, loro hanno tutta un'altra roba, quindi se fuori c'è 10 io ho 12, vai tranquillo. E quindi notte in bianco, adesso stavo pensando se mettere il piumone o boh, a sapere cosa. Non vuole mica la Lescia il piumone. No. È gelosa? Aspetta, perché sì, le battute di Marco io le capisco sempre dopo un minuto circa. Ma da buon Veneto dovresti capire. No, mi hanno ubriacato. Allora, piumone, cioè più vasci, come dicono in Serbia. Guarda, siamo tutti quanti... Puoi parlare in dietro. Forbiti. No, io. Adesso stiamo parlando di dialetti, le differenze tra i nostri dialetti. Sì, lo parlo, ma quando sono abbiamo parlato del quando figaro, bevo o quando no? sono in compagnia, che sarebbe l'albero dei fighi o l'albero della vagi, no? C'erano i porchi, io ti dici Veneto, che ha più sapore in Veneto i porchi. Senti. Tutte le varianti venete qua, a parte Ezio che sei del Trento, però insomma, vero Ezio che capisci tutto, di. No, io comprendo. Quindi vedi, a Ezio non serve che gli metto i sottotitoli. I sottotitoli magari giustamente li metto per chi magari è di Roma o è del sud, la Sicilia, hai capito, eccetera. Perché giustamente, cosa dice questo qua? Non lo capisco. No, ogni volta lo capisco io, Gradea. Le parole nuove. Gradela. Ma ha detto Adesso senti tutte le parole. Mi ha detto lui, no? Ma Andrea, dove vai in giro col guanto da Gradea? E allora adesso spiega in lingua volgare, ossia l'italiano borghese, cos'è la Gradea. La Gradea sarebbe la graticola. La brace, la brace è quella che c'è sotto. La griglia, esattamente. Quindi il guanto da griglia. Sì, adesso l'ho rovesciato, guarda, è carico. Quindi giustamente Andrea, no, va in giro di default col guanto da griglia in tasca. Perfetto, ora è tutto chiaro. Gana bronza. Il corteo e altri. No, scusa perché il discorso si fa interessante. Occhio che se gli ringhiava. Da noi il cortello. Allora, stavamo parlando, No, tiri via Andrea.
Possibile così. Adesso stiamo parlando delle posate. È il Piron da noi. Il cucchiaio. A Padova. Piron. È il Piron anche a Padova. Trentino. Pirona, la Pirona. A Pirona. Però è difficile. Non so, passami il Piron. Passami la forchetta, il coltello. Il Piron. E scuiero. E da te a Vicenza? Cucciaro. E a Vicenza? Cucciaro. Cucchiaio. Scuiero. No, passami che cazzo dai, ma cosa oggi? Passami il cucciaro. Il cucciaro anche da noi, sì, cucciaro. E il problema del Trentino sono gli errori grammaticali, no? Perché lei la sal Passami il sal. e quindi dopo dicono la sale. O passami il zaino e diventa il zaino. Passami- E quindi bocci Anche è le latte, facile sbagliare E il menestro? grammaticalmente. No, Menestro, cos'è il menestro? Il menestro è il Tu mestolo. devi partire a Mestolo. fare Ah, Tira fuori a brodo. no, il mestolo, passami il mestolo. Il menestro. Il menestro, ecco qua. Vedi qua quante robe, le puntine del mondo, è un canale culturale, cioè questo non è un raduno, se è un centro culturale, se è una roba, non so. la salvia, come le chiamate voi? A Salvia? Sabbia. A Sabbia? Che c'ho? Sabbia. No, tanti, anche i vecchiotti che in La bottega. savia per me è quella che... Si di Murari. Sabbia fina. Tira il gatto. Cipi, hai finito di rimuovere la quiete? Stai rimuovendo Andrea adesso? Perché di solito non caringlia, ma soprattutto una femmina. Ma lei mi è un po' pesantina, allora lui giustamente che dice... Ciccio, non hai visto che ha la fritolina dietro? Bisogna stare attenti a ste robe. Anche amico va in giro contro Bella. Comunque ragazzo, giornata fortunatissima oggi. Misto, pioggia, sole, nuvolo, c'è stato proprio di tutto, mancava solo la neve e si era proprio completi, veramente. Sì, c'è stata da Dio. Ma abbiamo un sacco di donne in letto con noi. Vabbè, a Brosa sei anche... Missi. mica il CP? Vero CP? Te me scaldi con il toscorese? Ma sì, dai. Niente, siamo qua che stiamo andando avanti a confrontare i vari dialetti, guarda che veramente... Cioè, Botui, che è una cosa quasi simbolica, perché è bello anche il suono, no? Proprio la fonia del termine, no? E loro non sanno cos'è il Botui. Cioè, tipo Andrea ha cercato su internet, no? Cos'erano i Botui, che sarebbe il titolo, no? Della pannocchia del mais. I Botui, come chiami tu? I Botui? No, butta sui Botui in del foro. Ma che i torsui, dai. Vabbè, meglio che l'ho aperta tardi la macchinetta perché ho mollato due porti. No, ma vediamo che ti lo tagli dopo questo. Vediamo che mi aggiorna, beh, per sicuro comunque dico. Ah, ok. essere documentato. Sparagagna, cioè che cos'è? Cioè mi sembra di essere extracomunitario, ma veramente qua. E siamo veneti. Lei non ti mai carne, per cui. Vabbè, ma non c'entra, comunque ma non c'entra. Io sono vegetariano tipo da 8 anni, no? Da una vita, che no, ormai quasi sparagagni mai mangiato? No, so, Lugania e... Cioè, E costine di maiale? E costesine? Costesine? A casa automatica le costesine? Ma dai, sti extracomunitari qua. Cioè, ho parlato più italiano in Serbia che qua con loro, non so. Memo 2 punti, la Iliad è la nuova Wind, che praticamente una volta si diceva che la Wind risparmiavi eccetera. È vero, non prendevi mai, non la usavi mai e quindi risparmi, stessa roba l'Iliad, cioè i giga ti durano un casino e tutto quanto, e effettivamente io qua sono completamente a piedi, gli altri prendono tutti, io zero. Per carità, benissimo, mi va benissimo che mi disintossico da un po' dalle tecnologie, a parte la macchinetta che sto tenendo in mano in questo momento, e così mi godo un po' anche l'ambiente, la compagnia, il focherello, perché dopo sai ti viene sempre voglia di prendere il telefonino, guardare le notifiche qua e là e non è vita. Bello anche il fuocchetto, mi piace sta macchinetta. Allora ragazzi, tieni conto, siamo con l'obiettivo kit Sony 1650, vuol dire, spero che nessuno mi dia contro o che mi assalga per questa mia affermazione, che una macchinetta del genere con un obiettivo del genere è assolutamente sprecata. È un po' un mio modo di dire che è meglio che piuttosto non la compri. Io questo più o meno l'ho pagato circa 60 euro, no? Di differenza tra la macchina, solo il corpo, e la macchina con l'obiettivo ho speso tipo 60 euro in più, quindi mi va bene.
un obiettivo di scorta, non si sa mai, eccetera, perché nel frattempo volevo capire di che obiettivo avevo bisogno. Credo che inizierò col Sigma 16 mm. Ho visto le differenze dalle varie recensioni che hanno fatto di questo obiettivo contro il Sigma, sia di video ma soprattutto anche di foto, poi ingrandite la stessa foto. Ti dico che col Sigma non dico che hai il doppio dei dettagli, ma ci siamo vicini, ragazzo, cioè veramente è tutta un'altra cosa, soprattutto per quanto riguarda le riprese in notturna. Purtroppo non fa le macro, purtroppo, perché sai che Shingano adora fare le macro. Questo non per i video diciamo di lavoro professionali, ma per i video quelli che faccio alla cazzo. A me piace tantissimo la macro, cioè io farei l'80% di macro. Mi piace quando vado nella natura, gli insetti, i fiori, le piante, i passaggi dal tronco, le edere, il panorama. E purtroppo il Sigma, come questo obiettivo, ha una distanza focale di 25 cm, che sono tantini. Sì, diciamo hai una buona visuale, cioè tipo i video che hai visto di oggi, che ho fatto i fiori, gli insetti, per carità, però non sono macro, quelle non c'entra nulla con la macro, hai capito? Però ragazzo, io sono anche un tipo che odia cambiare gli obiettivi, cercavo un obiettivo tutto fare. Per adesso iniziamo con quel Sigma, eventualmente poi in futuro prenderò anche un macro, ma questo sinceramente credo a livello hobbistico, cioè non mi serve per fare video di alberghi, ristoranti, campeggi eccetera un obiettivo macro, non c'entra un cazzo. Questo è decente anche in situazioni di luce scarsa, però no, non è assolutamente a livello dei Sigma. È stata messa a fuoco la faccia di Fabio, che è il ragazzo seduto a destra, però comunque lo vedi abbastanza sottoesposto. Io ho messo l'impostazione dell'esposizione sulla faccia agganciata, ossia la macchinetta rileva una faccia e concentra l'esposizione lì, però anche in questo caso purtroppo insomma i limiti dell'obiettivo si fanno sentire. E zoom, beh, hai visto, insomma, zoom non ha un cazzo, cioè zoom è come non averlo, tra virgolette. Cioè guarda, adesso è la distanza normale, metto del tutto lo zoom, tac, cioè guarda il cartello, tac, osservalo, tac. Cioè non è che uno zoom che ti fai, non so, le aquile in lontananza o le marmotte in lontananza, non fai niente con questo zoom. Serve giusto, magari, non so, devo inquadrare solo quelle montagne, allora tac, guarda, taglio un po', adesso vabbè c'è il lampione, però hai capito il discorso, e ho un'inquadratura un po' come la voglio io, però lo zoom è veramente relativo con questi obiettivi, cioè è praticamente inesistente. Un consiglio che ti posso dare, se non vuoi risultati professionali ma vuoi risultati, diciamo vuoi una macchina molto versatile, di prenderti una bella compatta, perché ce l'hai sempre in tasca, e che abbia lo zoom almeno a 30x, fidati che ti divertirai un casino. Io avevo la Nikon S9007, era il mio sogno quella macchinetta. Purtroppo poi le tecnologie vanno avanti, la qualità sale eccetera eccetera, ovviamente non era assolutamente da paragonare i video, seppur in 1080p, della Nikon 9007 con quelli che faceva la RX100 M4 piuttosto che la 6004 e la Reflex e via discorrendo. Quindi, però ti dico, se vuoi una macchinetta tutto fare per i tuoi viaggi, le tue vacanze, le tue cazzate, i tuoi divertimenti, cazzate nel senso le tue cose miste, ti consiglio vivamente una compatta con almeno 30x di zoom ottico, e sottolineo ottico, mi raccomando, perché tutti ti spazzano lo zoom 50.000 miliardi di per, ma è digitale, non vuol dire niente lo zoom digitale. È la stessa cosa di guardare una foto nel computer e ingrandirla con la lente di ingrandimento, cioè è inutile. Quindi zoom ottico 30x e fidati che ti divertirai alla grande. Bruciamo veccia, dai! Bruciamo veccia, dai! Bruciamo veccia! Ecco, Eccolo! no, se prende fuoco Tramonti non è colpa mia, è colpa dei rametti, quelli sfigati che ho buttato, che sono andati sopra da soli. Vabbè, adesso si abbassa, dai. Oh, Su queste piante locali qua. dai, basta. Dai. Comunque, sai una cosa che apprezzo tanto, no? Che Andrea, no, ha portato il pensierino del compleanno, ma non è quello. Cos'è che ha portato? L'amaretto.
perché si ricordava che Singano beve praticamente solo l'amaretto, cioè come amaro intendo, no? E quindi Piace l'amaretto vecchio, Aspetta, i cani di Andrea. Allora, uno whisky. Lui usa whisky. Il can di mio compare De Bex. E il cagnetto dell'amica della compagnia lì, della comare, della moglie di mio compare. Dell'amico del figlio della panettiera. Esatto. E poi che l'ha fatta a morgo. Spritz si chiamava, Chihuahua del nome Spritz. Ecco, abbiamo mancato anche la canzone di compleanno, che carini da dire. Siamo un remake se volete. Urco cango solo a l'UFO robot. Cos'è sta roba? E la dai! Guardale, Sì, porca troia! Su un camper. Mamma, dove vai? Guarda che no, non è un camper, sì è un camper, boia che è enorme! Sarà il campeggio! Ciao bello! Amico! Ma non so se è dei nostri. Trieste. Sì, è dei nostri, quello qua si è fermato. Sono arrivati anche gli amici da Montebelluna, ma non posso farteli vedere, perché non li vedi? Cioè vedi le sagome, non capisci neanche che sono esseri umani, cioè è tutto buio qua, vedi solo il fuoco. Quindi vabbè, fidati, sono arrivati gli amici da Montebelluna, appunto, basta. Andiamo. Andiamo a Questa ripresa è falsissima perché l'avevano fatto prima, io avevo la fotocamera spenta e gliel'abbiamo fatto rifare. Quindi questo è tutto falso. Tutto falso. Tutto falso. Quindi non apprezzare questa cosa, è falsissima. Bella, bellissima. Aspetta, mentre io dicevo bella bellissima mi stanno sfottendo, no? Perché allora, intanto a mia discolpa c'è la legna bagnata. Quindi la mia accetta estremamente affilata con la legna bagnata non aveva la sua resa che avrebbe dovuto avere in condizioni ottimali, no? Sì, fai i pincioni col seghetto, ecco. No, non menziono il tuo cavo. Però volevo dire che è da tipo 3 ore e 45 minuti che stiamo confrontando le parole venete. Ormai abbiamo capito che, cioè tra andare, ma sì, da Jesolo in India o da Jesolo a Vicenza, bene o male la differenza è quella, insomma.